Buon pomeriggio, edizione straordinaria, ancora qui per aggiornarvi su questa fase 2 entrata nel vivo. Oggi la riapertura di molti negozi, ristoranti, bar, parrucchieri, centri estetici, insomma di tutte quelle attività finora rimaste ferme in attesa di capire quelli che erano i nuovi provvedimenti. Oggi il punto del governatore Zaia, che ha parlato di come si stia lavorando per una nuova ordinanza per anche far ripartire anticipatamente rispetto al 15 giugno, data introdotta nel DPCM, i centri estivi e poi i parchi di divertimento, al lavoro anche per quanto riguarda tutto il comparto della cultura, insomma novità già nei prossimi giorni per ulteriori allentamenti, per ulteriori riaperture. Però poi è ritornato sul tema della mascherina obbligatoria da utilizzare almeno fino al 2 giugno, quando scadrà l'ordinanza appena firmata. Naturalmente a vigilare che tutto si svolga secondo quanto previsto dalle normative, per assicurarsi che i cittadini e poi anche gli esercenti si comportino in modo corretto, naturalmente le nostre forze dell'ordine. E in prima linea la polizia locale. Abbiamo in collegamento proprio il comandante della polizia locale di Treviso, il comandante Andrea Gallo, che ringrazio. Buonasera comandante. Buonasera a tutti e grazie per l'invito. Giornata intensa anche per voi, quella di oggi, per quanto riguarda insomma queste prime riaperture che in qualche modo spostano l'attenzione, immagino, dei suoi uomini, insomma degli agenti finora impegnati soprattutto nel controllo per quanto riguardava gli assembramenti e le autocertificazioni, adesso in qualche modo attenti al corretto rispetto delle normative, delle misure di sicurezza adesso anche nei negozi e in tutte quelle attività che hanno riaperto i battenti. Sì, effettivamente è così. Io stesso questa mattina ho fatto un giro in centro, ho parlato con vari commercianti, abbiamo fatto anche un giro all'interno di negozi di parrucchieri, di estetisti, e devo dire che ho trovato una città in gran fermento e anche un po' la meraviglia di vedere il comandante che girava all'interno dei negozi per chiedere come stava andando. Ma questo credo che sia l'atteggiamento più corretto per far ripartire tutte le attività. Come ho detto, la polizia locale, ancor di più in questo periodo, è un servizio a disposizione dei commercianti e anche di tutte le altre attività, in modo tale che si possa ripartire con calma e nel rispetto della legge. Come è andata? Come si sono comportati gli esercenti e soprattutto le persone, i cittadini che ritornavano oggi ad entrare in negozi e in parrucchieri, come lei ha ricordato? Beh, devo dire che ad oggi non ci sono state assolutamente sanzioni, anche perché ribadisco che stiamo girando per le attività per un confronto, anche per informare delle nuove normative che sono in vigore da oggi. Ricordiamo che solo ieri nel tardo pomeriggio è uscito il DPCM e poi l'ordinanza regionale, quindi anche tutti gli esercenti sono corsi per vedere effettivamente cosa conteneva il DPCM definitivo, e quindi il compito della polizia locale è proprio di confrontarsi con gli esercenti, e devo dire che c'è un'assoluta collaborazione da parte di tutti. Un impegno che aumenta anche alla luce delle aperture dei parchi e dei giardini che erano già stati aperti, però pensiamo ad esempio alle giostrine per i bambini che erano finora insomma in qualche modo recintate, quindi non accessibili. Adesso, da quanto si capisce, potranno essere di nuovo utilizzate, anche lì quindi ci dovrà essere una vigilanza per evitare assembramenti, perché insomma la bella stagione invita ad uscire. Anche da quel punto di vista sarete molto impegnati, immagino. Certo, l'impegno è massimo, è stato in queste settimane e continua ad essere proprio in funzione di una vigilanza contro gli assembramenti e soprattutto per il corretto uso della mascherina. Ricordo che la mascherina va portata coprendo il naso e la bocca, quindi le persone che portano la mascherina sotto il collo, che non la portano addirittura, vengono subito fermate e sanzionate. Ricordo che la sanzione è molto pesante, perché partiamo da 400 euro fino a 3.000 euro. Quindi la raccomandazione è di giocarsi bene questo periodo di fiducia e di utilizzare tutti i sistemi di protezione individuale. Ecco, diciamo che c'è un po' in questo una fase di transizione, quindi di comprensione magari di fronte a qualche atteggiamento non in regola, prima però poi per arrivare poi invece ad adottare quelle che sono le sanzioni che lei ha ricordato. Quindi una fase transitoria al momento.
Beh, sicuramente per le attività commerciali c'è un'attività transitoria perché il comando, ripeto, è a disposizione per far comprendere quali sono le norme. Per l'utilizzo delle mascherine sicuramente c'è meno flessibilità perché ormai le mascherine sono diventate all'ordine del giorno come un utilizzo quotidiano, quindi bisogna assolutamente essere molto come dire, rigidi sull'utilizzo delle mascherine, sicuramente più flessibili con le altre attività. Ecco, qualche telespettatore ha scritto anche in redazione lamentando il fatto di vedere proprio tante persone senza mascherina o con la mascherina indossata in modo sbagliato e dicendo non ci sono, non si controlla, su questo non c'è un sufficiente controllo. Invece lei ci ha confermato che anche questo viene attenzionato particolarmente come tutte le altre misure adottate, quindi all'attenzione anche su questo. Nel modo più assoluto sì, nel senso che gli agenti circolano sia in auto che in borghese, per cui i cittadini poi non devono avere timore dei controlli, perché non è che facendo i furbi, non indossando bene la mascherina, che si fa i superuomini, come giustamente il presidente Zaia ha dichiarato. La mascherina serve a se stessi e anche agli altri, quindi rispettiamo le regole perché solo rispettando le regole possiamo veramente uscire da questo tunnel il prima possibile. I controlli, confermo, ci sono e sono quotidiani. Ecco, nell'eventualità di situazioni, tra virgolette, non a norma, quindi di situazioni di affollamento, i cittadini possono segnalarlo a voi naturalmente, perché anche questa è un'altra domanda che ci è stata fatta: a chi dobbiamo rivolgerci? Voi siete proprio a disposizione dei cittadini di segnalazioni che potrebbero arrivare? Nel modo più assoluto sì, i cittadini possono segnalare alla centrale operativa questi comportamenti non regolari oppure fermare il personale che è in pattuglia per segnalare queste situazioni irregolari. Però ripeto, i controlli sono quotidiani, sono mattina, pomeriggio e anche sera, ovviamente soprattutto durante il giorno perché i movimenti sono più frequenti durante la giornata, ma nessun problema a segnalare, chiamare la centrale operativa e segnalare le situazioni più critiche che si registrano in città. Io approfitto della sua presenza, comandante, per ricordare che al momento l'uso della mascherina è obbligatorio anche all'esterno, perché qualcuno che è stato in qualche modo, qualche cittadino passante che ha fatto notare ad altri passanti di non avere la mascherina, gli è stato risposto: ma tanto all'esterno non è obbligatoria. Invece l'ordinanza regionale prevede, come si esce di casa, di indossarla. Se si fa sport la si abbassa, però nel momento in cui si incrociano altre persone bisogna indossarla correttamente. È bene sottolineare questo perché sembra che molti non lo abbiano capito, probabilmente non vogliano capirlo. Sì, confermo, addirittura l'ordinanza regionale, l'ultima firmata dal presidente Zaia, è stata molto più restrittiva perché mentre prima parlava all'uscita dalla proprietà privata, adesso si parla all'uscita dall'abitazione. Quindi nel momento in cui io esco dall'abitazione, che può essere anche un condominio, quindi dall'appartamento del condominio, io a quel punto devo indossare la mascherina. È stato cambiato la parte relativa all'utilizzo dei guanti perché l'ordinanza adesso prevede l'utilizzo del gel igienizzante, quindi dobbiamo entrare ormai nell'ordine delle idee che dobbiamo utilizzare sempre mascherina e gel igienizzante, tranne nei casi dei mercati o nei esercizi commerciali dove c'è l'obbligo anche dell'utilizzo dei guanti quando andremo a toccare indumenti oppure gli alimentari come la frutta. E sappiamo che è possibile adesso circolare all'interno della propria regione senza autocertificazione, che invece è necessaria se ci si sposta per gravi motivi da una regione all'altra. In questo caso siete ancora impegnati nel controllare, quindi anche in questo senso, nell'eventualità ci siano posti di blocco, una persona da dove arriva e dove sta andando e il perché eventualmente se arriva fuori regione? Assolutamente sì, l'ordinanza regionale ma anche il DPCM ha allargato la possibilità di spostamento, quindi non bisogna più giustificare il motivo degli spostamenti all'interno della regione, resta l'autocertificazione nel momento in cui si dovesse valicare il confine regionale, che ricordo essere possibile per 3 motivi, quindi per motivi di salute, per motivi di lavoro oppure per motivi di urgenza e di necessità. Ricordiamoci che l'accordo tra la Regione Veneto e le regioni confinanti prevede anche che i comuni che sono insistenti nelle province a confine possono, cioè gli abitanti di questi comuni possono e di queste province di confine possono oltrepassare la regione per far visita ai propri congiunti. È l'unica situazione che permette per l'appunto di valicare il confine, tranne le 3 ragioni che ho poc'anzi accennato.
Un'ultimissima domanda che rivolgo a lei, ma arriva da un telespettatore: in auto con amici si può andare? Sì, certo, si può andare con amici, anche perché ormai, diciamo, anche gli amici, prima era i congiunti, ma anche gli amici si possono incontrare. Ricordiamoci sempre però l'utilizzo della mascherina, quindi essendo amici e non essendo conviventi è necessario utilizzare la mascherina, visto che è quasi impossibile riuscire a mantenere il metro di distanza. Quindi ribadisco che l'utilizzo della mascherina e del gel igienizzante saranno gli strumenti quotidiani per i nostri spostamenti. Stanno continuando ad arrivare richieste o è scaduto il termine? Ora non ricordo più qual era il termine per chiedere da parte dei esercenti di titolari di bar e ristoranti per l'ampliamento del plateatico. Come siamo il bilancio, comandante? Ma guardi, i numeri che mi sono fatto dare dai miei collaboratori proprio pochi minuti fa, e li leggo insieme a voi, sono 130 domande arrivate, 26 nuove domande di esercizi che non avevano nessun plateatico, e abbiamo già eseguito 74 sopralluoghi. Significa che 74 attività di fatto possono già iniziare con una semplice domanda ad esporre i tavoli, le sedie, quello che serve. Quindi già il 50% in 2 giorni è stato controllato, e sostanzialmente con un risultato positivo. Quindi devo dire che c'è stato un grande impegno da parte di tutti gli uffici del comune, della polizia locale, dell'ufficio commercio, e non c'è un termine, nel senso che non c'è un termine entro cui presentare la domanda. Gli esercenti possono continuare a presentare la domanda attraverso una semplice mail del comune di Treviso. Quindi diciamo che la gran parte sono state accolte, giudicate positivamente. Insomma, sappiamo che erano domande che era sufficiente mandare via mail, con allegato anche un progetto di come si pensava ad organizzare questo plateatico. Certo, la modalità è molto semplice, perché basta inviare una semplice richiesta in carta semplice con uno semplice schizzo planimetrico, ma ripeto, veramente un disegno molto basico, alla mail plateatici@comune.treviso.it. Questa mail viene poi valutata dal comando di polizia locale, viene effettuato il sopralluogo entro 7 giorni, e dopo il sopralluogo, se c'è un allargamento del plateatico esistente, basta solo formalizzarlo con un semplice modulo. Se invece è nuovo, c'è una formalità in più, ma entro 3 giorni l'autorizzazione viene rilasciata. Devo dire che il compito della polizia locale in ogni caso è stato favorito dalla collaborazione dei commercianti e degli esercenti, perché le richieste che sono pervenute non sono richieste assurde e improponibili. Quindi di fatto gran parte, se non la totalità, delle richieste è stata per l'appunto accettata, proprio perché le richieste erano compatibili con quelle che sono state le direttive da parte della giunta comunale. Grazie al comandante della Polizia Locale di Treviso, Andrea Gallo. Grazie, naturalmente buon lavoro a lei e a tutti i suoi uomini e le sue donne. Grazie comandante, buona serata. Grazie a voi, grazie a voi e buon lavoro. Grazie al comandante Andrea Gallo. Forze dell'ordine impegnate ormai dall'inizio dell'emergenza, impegnate ancora di più per verificare che tutto sia in regola e che i cittadini, ai quali ora non ci stancheremo mai di ricordarlo, a cui ora passa la palla in questa delicatissima fase, tutto si svolga in regola e tutte quelle che sono le misure vengano rispettate. Naturalmente grande responsabilità per quanto riguarda gli esercenti, però grande responsabilità anche proprio dei cittadini, che alla fine devono rispettare quelle che sono le misure base, quindi il distanziamento e l'utilizzo della mascherina, oltre al gel igienizzante. Avete sentito che rimane, insomma, l'igiene rimane fondamentale in questo momento, e ancora di più in questa fase 2. Anche il ministro Boccia oggi ha detto saranno 2 settimane, questa e la prossima, determinanti, fondamentali, perché poi arriveremo a ridosso della data del 2 giugno. Lo ricordiamo che dal 3, se tutto va bene, secondo le previsioni, si dovrebbe tornare a muoversi anche tra regioni, e verranno aperti anche i confini ai paesi dell'Unione Europea, quindi un salto in più. Ma certo è che il rischio è quello di dover, se la curva epidemiologica dovesse tornare a salire, il rischio è quello di dover chiudere tutto. Vediamo allora, andiamo un attimo a Padova e vediamo com'è stata questa prima giornata, con la riapertura di bar e negozi ed un centro città che torna lentamente alla normalità.
Padova riparte, bar e negozi riaprono dopo la quarantena, 2 mesi e mezzo che peseranno nell'economia dei prossimi mesi, forse anni. I bar, sotto Palazzo della Ragione, hanno ripreso a lavorare, i clienti sono tornati a sedersi ai tavolini distanziati tra loro. Nei negozi si entra contingentati in base alla superficie di vendita disponibile. L'entusiasmo della riapertura c'è, perché siamo anche stanchi È anche vero che 2 mesi e passa, quasi 3 mesi di chiusure hanno segnato fortemente l'economia delle attività e anche la psiche, se vogliamo, perché è stata dura, è stata veramente dura, è stato un periodo difficile. Spero che sia messo alle spalle e che sia un bruttissimo ricordo. Tutti i negozi sono provvisti di igienizzante per mani e gli addetti alle vendite ci hanno confermato che in queste prime ore i clienti si sono comportati responsabilmente, indossando guanti e mascherine. Il futuro non è scritto, la paura di una recessione è forte. Bisogna però guardare a domani con ottimismo. Se ci giochiamo bene il tutto, riusciremo a non avere bruttissime sorprese che non vanno assolutamente bene. Ci vorrà tempo per ritornare ai livelli precedenti, perché la clientela deve ritornare a una certa abitudine, deve ritornare. Insomma, sono meccanismi facili da interrompere, basta tirare giù la saracinesca, ma non con la stessa facilità. Tirare su la saracinesca vuol dire ripartire come si era prima. In via Roma, a Padova, sono molte le luci delle vetrine che sono tornate ad accendersi e con loro sono tornati anche i clienti. Bene, bene, dai, una mattinata positiva, non ce l'aspettavamo, invece abbiamo avuto un buon riscontro. È andata bene, dai, comunque abbiamo le nostre clienti avevano voglia di tornare, è più la difficoltà di ricordarsi tutto, ma per il resto siamo contente. Come mattinata era imprevista, però è andata molto bene, non pensavamo che andasse così bene stamattina. Il ministro per gli affari regionali Francesco Boccia ricorda il monitoraggio, ci dice l'indice di rischio delle regioni, in caso si superi il livello di allerta e le regioni decidano di non chiudere può intervenire lo Stato, quindi nell'eventualità aumentino gli indici di riferimento sul contagio laddove le regioni non dovessero chiudere ci penserà lo Stato. E ancora sempre il ministro Boccia che dice giovedì c'è una nuova riunione Stato-Regioni dove ripartiremo con nuove proposte unitarie come l'azzeramento dei tempi delle procedure amministrative. E poi fase 2, riaperture che richiedono anche diciamo così, delle misure per individuare prontamente eventuali nuovi focolai. E allora tamponi e tracciamento sono le principali armi per scongiurare una seconda ondata dell'epidemia di Covid-19, lo indica il gruppo di ricerca coordinato da Trevor Bedford della divisione vaccini del centro di ricerca americano Fred Hutchinson, che ha analizzato migliaia delle mappe genetiche del virus SARS-CoV-2 liberamente accessibili sul sito del progetto dedicato all'analisi genetica. In questa fase della pandemia, si legge, le analisi epidemiologiche basate sui dati genetici sono particolarmente necessarie e urgenti a livello locale. È l'unico modo per interrompere la comparsa di nuove ondate. È necessari quindi fare tamponi che, rilevando le tracce genetiche del virus, permettano di rintracciare immediatamente e di isolare i casi positivi. Dunque si torna a parlare dell'importanza di queste misure, quindi i test e il tracciamento per bloccare immediatamente eventuali nuovi focolai ed evitare che si propaghino in modo pericoloso. Dunque abbiamo detto che si è ripartiti e anche oggi molti sindaci, anche a Treviso il sindaco Mario Conte, a Padova il sindaco Giordani hanno voluto vedere da vicino come stava andando la situazione, dimostrare la propria vicinanza agli esercenti che hanno potuto riaprire le serrande dopo mesi di lockdown. E allora sentiamo proprio il messaggio del sindaco di Padova Sergio Giordani in questa prima giornata di riaperture. Ho fatto un giro a Padova, sono stato piacevolmente sorpreso perché ho colto l'ottimismo da parte di tutti quanti, i negozianti, i bar, i ristoranti, quelli che avevano aperto.
la stanno vivendo molto positivamente e sono contento di questo, perché Paolo deve ripartire. Per cui tutti i negozi ho colto veramente la volontà di ripartire, la volontà di darsi da fare, di stare attenti alle norme, di igienizzarsi in continuazione. Sono veramente soddisfatto sotto tanti aspetti e anche molto, devo dire, non pensavo che la città reagisse in questa maniera. Sono veramente felice. Una soddisfazione che fa ben sperare per le prossime tappe, per i prossimi giorni fondamentali, lo ribadiamo, per tenere sotto controllo la curva dell'epidemia, perché insomma i dati restano sempre in primo piano, i dati della comunità scientifica, quei dati che poi le regioni dovranno puntualmente trasmettere al governo. E poi bar, ristoranti, parrucchieri, ma anche le chiese. Oggi prima giornata dove i fedeli hanno potuto rientrare in chiesa per assistere direttamente in prima persona alle Sante Messe. Della chiesa di San Francesco alle 9 del mattino sono tornate a richiamare i fedeli. Prima celebrazione aperta al pubblico, una porta per entrare, una per uscire. All'ingresso non l'acqua santiera ma il detergente per le mani, posti segnati da un talloncino giallo, mascherina in volto. Dei 500 che la chiesa poteva contenere ora si potrà arrivare al massimo a 180, ma malgrado questo nell'aria c'è emozione. La sensazione sicuramente è una sensazione di gioia, perché finalmente si può tornare a celebrare insieme il Signore, a trovarsi come comunità, a far salire la preghiera con una voce sola. Insomma, ecco, i mezzi di comunicazione davvero sono stati una grazia in questo periodo, perché 30 anni fa non sarebbe stato possibile, come dire, ascoltare, ecco, la parola di vita attraverso la televisione. Oggi però, come dire, è un giorno speciale perché ci ritroviamo insieme e questo fa la differenza come Chiesa, sì. La Chiesa riaccoglie la gente nel giorno in cui si celebrano i 100 anni dalla nascita di Papa Giovanni Paolo II. Ci piace leggerlo come segno bello, anche qui, di un pastore che ha amato la sua Chiesa, l'ha guidata davvero con un cuore grande. Il momento dell'Eucarestia, quello più sentito e anche il più delicato a livello igienico. Il celebrante si disinfetta le mani, si infila i guanti e porge l'ostia senza toccare il fedele che la riceve, e questo a non tutti piace. Le precauzioni sono giuste, però io trovo assurdo che il Signore sia trattato con le mani con i guanti, perché il Signore bisogna metterlo al primo posto. Il Signore guarisce e non ammala. Ma in generale il ritorno in chiesa è salutato con soddisfazione. È stata una grande sensazione, bella dopo tanto, finalmente. Ma pregare a casa non è la stessa cosa? Assolutamente no. La chiesa, l'Eucaristia è tutta una gioia più grande. Un po' commovente, sì. Dopo 3 mesi riapre qualcosa. Speriamo che quel tempo si ritorni tutto alla normalità, perché era un stress veramente. Andiamo avanti così, speriamo che Dio ci la mandi buona, di poter un giorno tirar via tutto sto bavaglio. Non si mangia che così, bisogna fare un passo a volta, ha detto che capisco ieri, pian piano che ne veniamo fuori. Bella perché tranquilla, serena, le distanze c'erano, anche il sacerdote ha disinfettato le mani prima di comunicarci, non mi è sembrato niente di... penso che si potesse fare anche prima. E adesso ci colleghiamo via Skype con il sottosegretario all'economia Pierpaolo Baretta. Chiedo alla regia conferma. Eccolo lì. Buonasera sottosegretario, grazie per essere qui con noi. Buonasera. Allora, noi oggi abbiamo definito questa una giornata storica. Il Paese riapre e riparte. Ieri sera il DPCM con tutte le misure, tutte le indicazioni per far ripartire dopo questi difficili lunghi mesi di lockdown. E questa sarà la settimana decisiva, naturalmente, per il futuro. Sì, è una settimana molto importante perché da un lato c'è tutta la soddisfazione, la voglia, la necessità di ricominciare, e bisogna avere molta attenzione perché dobbiamo evitare di sprecare questo
passaggio che stiamo vivendo, molto positivo, ma dobbiamo avere anche tutte le regole e l'attenzione necessaria, perché abbiamo fatto molti passi in avanti anche di controllo e di riduzione del virus. Siamo passati dal primo al sesto paese al mondo, ma siamo comunque ancora in una situazione di difficoltà. Quindi bene, giusta la riapertura, giuste anche le prudenze e le cautele con le quali gestire soprattutto le sicurezze nei luoghi di lavoro, e mi pare però che l'atteggiamento generale delle categorie sia molto predisposto a rispettare queste modalità, anche quando sono difficili e faticose. Ecco, qualche discussione l'hanno creata le tempistiche, sottosegretario, per l'arrivo del DPCM ufficiale, arrivato quasi a 24 ore dal discorso del Premier Conte a Palazzo Chigi. Ma questo però diciamo è anche comprensibile, perché poi tutti i DPCM hanno bisogno di verifiche e di approfondimenti tecnici che sono l'applicazione delle decisioni politiche. Poi, come si sa, in questo caso c'è stata una discussione molto impegnativa con le regioni e tra l'altro col consenso abbastanza generale. Sono solo un paio le regioni che hanno non firmato, però questa rende ancora più importante il risultato, perché questo consenso è un modo per poter tranquillizzare i cittadini sul fatto che questi percorsi sono assolutamente possibili, validi e necessari, e quindi credo che quello sia il punto fondamentale. Oggi il DPCM c'è, l'Italia è ripartita, e quindi adesso abbiamo qualche mese davanti di grande difficoltà, anche di difficoltà economiche, ma si tratta di guardare a questo punto al rilancio. Ecco, lei parla di difficoltà economiche. Sabato è andata in scena una protesta, erano negozianti, artigiani in piazza, lamentavano il fatto dicevano: noi siamo pronti a ripartire, però abbiamo bisogno di maggiori risorse, perché le perdite che abbiamo avuto sono tante, le misure giuste che sono previste non ci permetteranno di recuperare quanto perso. Rischiamo quindi di aprire e di chiudere tra poco, perché non ce la facciamo a sostenere le spese di fronte a delle entrate inferiori. Quindi hanno chiesto al governo di intervenire con ulteriori misure. Ma sa, noi nell'arco di 2 mesi sostanzialmente abbiamo messo a punto una manovra che è di circa 80 miliardi, 25 il primo decreto, 55 questo secondo, ed è chiaro che è una manovra molto impegnativa. Siamo passati dal 2,2 al 10,4 di indebitamento del Paese, non del governo, del Paese, tutti e quanti, perché ovviamente abbiamo eroghiamo risorse che sono molto importanti per chi le deve ricevere, dalla cassa integrazione alla sospensione degli affitti, al fondo perduto alle imprese. È chiaro che non c'è nessuna manovra che possa coprire l'intera difficoltà economica che abbiamo. Per questo noi dobbiamo, oltre a questa manovra che affronta l'immediatezza dei problemi difficili della crisi, immaginare rapidamente ulteriori manovre, ma non solo di carattere finanziario, che consentano di ripartire, perché ad esempio, come giustamente lei ricordava e lo ricordano molti operatori economici, non è che basta ripartire se poi non ci sono i clienti, no? Se poi non c'è un mercato, e quindi bisogna riattivare proprio, siamo in una, diciamo che adesso possiamo passare alla convalescenza del sistema economico italiano, e l'importante era arrivare vivi a questo appuntamento. La convalescenza è ancora debolezza, ma è già un passo verso la guarigione. Ci vorrà tempo, ci vorrà volontà di tutti, non solo da parte del governo e delle istituzioni, ma anche da parte degli stessi operatori economici, che devo dire la stanno dimostrando. E poi c'è la delusione, sarebbe forse meglio dire la rabbia, dei sindaci veneti che trasversalmente, parlo dal punto di vista politico, lamentano il fatto che il Veneto sia stato escluso dai 200 milioni di euro destinati alle zone rosse. Ma purtroppo è una polemica sbagliata e anche dolorosa, perché non è così, nel senso che quei provvedimenti non riguardano le zone rosse.
Noi abbiamo stanziato 3 miliardi per i comuni, 500 milioni per le province e le città metropolitane, e quota parte di questo arriva ovviamente a tutti i comuni italiani, quindi anche ai nostri comuni veneti, e poi abbiamo stanziato 200 milioni per le 5 province colpite d'Italia. Nessuno di noi può pensare a Bergamo e a quello che ha passato quella città. Io spero e mi auguro che i nostri sindaci abbiano parlato col sindaco Gori, come ho fatto io. Nessuno di noi può pensare di paragonare quello che è successo in quella città con la situazione che abbiamo, dolorosa e difficile, che abbiamo dovuto gestire noi. Abbiamo accolto anche in maniera, direi, commovente, commossi, le bare che quella città e quelle città non riuscivano a gestire. Sosteniamo che abbiamo una sanità in grado di reggere meglio di quella della Lombardia, quindi il governo ha fatto una cosa semplice, ha dato un contributo oltre a quello che dà a tutti, a quelle città che più sono state colpite. Tutto qua, non è un intervento sulle zone rosse, e quindi credo che sia proprio, bisogna pensare bene a questa situazione, perché non è solo una questione di solidarietà, è il riconoscimento di una situazione che ha pagato un prezzo assolutamente insostenibile per le strutture sanitarie e sociali di quelle città. Lei ha ricordato le risorse messe a disposizione proprio dei comuni, e c'è uno studio di Demoscopica che dice che gli enti locali hanno subito una perdita di oltre il 65% delle entrate derivanti dai principali tributi locali. Va proprio in tal senso quello che è stato il vostro provvedimento per gli enti locali e i comuni in primis, sottosegretario? Sì, perché oltre ai 3 miliardi di cui ho parlato e ai 500 milioni per le città metropolitane, vi sono anche altri provvedimenti come la TOSAP, che è la tassa sul plateatico, via l'IMU, cioè vi sono 500 milioni per il trasporto pubblico locale che va direttamente alle aziende del trasporto senza passare per la via delle regioni, e sarà finanziato sulla base delle perdite che ci sono state in rapporto ai bilanci degli anni scorsi. In questo caso Venezia, che subisce una perdita maggiore di altre a causa del turismo, ne esce quindi avvantaggiata dalla ripartizione. Quindi sicuramente i comuni sono in difficoltà ed è stato riconosciuto, e anzi la trattativa con l'ANCI è stata serrata ma molto fertile. L'ANCI aveva chiesto 5 miliardi, abbiamo convenuto con loro di anticiparne 3, discutendo con loro come erogarli, ma a questi 3 si sono aggiunti poi questi più o meno altrettanti 500 circa milioni, oltre a quelli delle province, per tutte queste voci che dicevo, dalla TOSAP all'IMU, eccetera. Tant'è che oggi molti sindaci possono, e per fortuna, gestire in maniera più flessibile il plateatico, consentendo alle attività economiche di utilizzarlo, proprio perché hanno avuto dal governo questo finanziamento nei giorni scorsi. Grazie, io ringrazio davvero tanto il sottosegretario Pierpaolo Baretta. Grazie sottosegretario, a presto, torneremo ad aggiornarci nei prossimi giorni. Buon lavoro, grazie. Grazie. Grazie al sottosegretario all'economia Pierpaolo Baretta. Adesso c'è la pubblicità, prima però vi voglio ricordare il nostro sondaggio che abbiamo lanciato qualche giorno fa, e vi daremo i risultati questa sera al termine della nostra trasmissione Ring. Eccolo qui il quesito al quale chiediamo di rispondere. Elezioni regionali, meglio votare a luglio? Se la vostra risposta è sì, è sufficiente fare uno squillo allo 0422 16 691. Se invece volete rispondere no, il numero da fare è lo 0422 16 690. La telefonata è gratuita. Adesso ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta con la nostra edizione straordinaria in questo giorno importante della ripartenza. Vi ricordo
il sondaggio. Al momento sono già 11.000 le telefonate arrivate per dare una risposta a quella che è il quesito che vi poniamo. Elezioni regionali, meglio votare a luglio? Se la vostra risposta è sì, quindi siete favorevoli al voto a luglio, il numero da comporre è lo 0422 1626 691, mentre se la vostra risposta è no, il numero è lo 0422 1626 690. È sufficiente fare uno squillo, la telefonata è gratuita, quindi già 11.000 chiamate, voi continuate a partecipare al sondaggio, vi daremo l'esito questa sera al termine di Ring. Ci sono i dati dei contagi e dei ricoveri a livello nazionale, 99 morti in 24 ore, il minimo dal lockdown, quindi il dato più basso da quando è iniziato il lockdown. Sono 225.885 in Italia i contagiati totali, 451 in più rispetto a ieri, e poi 66.553 i malati, 1.798 in meno rispetto a ieri, e ancora 127.326 guariti, 2.150 in più di ieri, quindi aumentano i guariti e calano i malati. Il trend continua ad essere questo ormai da alcuni giorni, e poi 749 le terapie intensive, 13 in meno rispetto a ieri, quindi dati incoraggianti che dovranno mantenere questo andamento anche nei prossimi giorni per permetterci di vivere serenamente questo futuro di convivenza con il coronavirus. Andiamo sempre a Treviso. Prima abbiamo visto le prime messe celebrate in tutta Italia, in tutto il Veneto, di nuovo porte aperte per le messe ai fedeli, e poi a Treviso, dove da oggi a Palazzo Rinaldi, che è una delle sedi del comune, è operativo il termoscanner per misurare la temperatura. D'ora in avanti a Palazzo Rinaldi, sede del comune di Treviso, si potrà accedere dopo essere transitati di fronte alla termocamera, un dispositivo per misurare la temperatura. Non si dovrà toccare nulla. Si parte da Palazzo Rinaldi perché è la sede con maggior afflusso di pubblico e con maggior numero di dipendenti. Le caratteristiche sono quelle di intercettare la persona all'ingresso e di valutarne la temperatura. Nel caso la temperatura fosse superiore ai 37,5, nel caso di un dipendente chiederemo di segnalare al medico competente, che è il medico del lavoro. Nel caso di una persona che provenga dall'esterno, le chiederemo di non entrare e poi di contattare immediatamente il suo medico curante. Un dispositivo assolutamente attendibile, spiega l'assessore Manera. Per ora lo sperimenteremo per un mese, spiega. Decideremo poi di installarlo anche a Casugana e nella sede della Polizia Municipale. Sarà ovviamente rispettata la privacy della persona. Segnalo che tutto questo, nel caso dovessimo trovare una persona positiva dall'esterno, verrà fatto assolutamente con la massima privacy, quindi non ci saranno allarmi sonori, non c'era nulla, verrà solo informata la persona di cautelarsi tornando a casa e restando a casa. Per il momento l'accesso agli uffici di Palazzo Rinaldi è su appuntamento. Intanto noi stiamo lavorando ancora per appuntamento per la maggior parte delle attività, sia le attività di sportello, diciamo quindi l'anagrafe eccetera, sia per quello che riguarda l'edilizia, l'urbanistica. Stiamo lavorando molto bene peraltro, quindi lo smart work ha funzionato molto bene, ma successivamente quando riapriremo tutte le funzioni è quello comunque, se possibile, andare tramite appuntamento e comunque di recarsi e di evitare affollamenti. Vi ho appena letto i dati nazionali aggiornati dei contagi e dei ricoveri, e sono proprio arrivati in questi minuti i dati anche per quanto riguarda la Regione Veneto, i dati dall'azienda Zero aggiornati al pomeriggio, li vediamo insieme. Sono 18.960 in totale i casi positivi in Veneto, con un incremento di 10 casi rispetto a questa mattina. Di questi 3.847 gli attualmente positivi, 13.299 i negativizzati e complessivamente 1.814 le persone che hanno perso la vita dall'inizio dell'emergenza, 3.870 invece i soggetti in isolamento domiciliare, numero che continua dunque a scendere. Per quanto riguarda i ricoveri, numeri altrettanto importanti da tenere in questa fase sotto controllo, i ricoveri negli ospedali del Veneto sono 534, di questi 271
i negativizzati e 263 i positivi, numero che rimane invariato. Nelle terapie intensive sono 45 i pazienti attualmente ricoverati, 4 in meno rispetto a questa mattina, e anche di questi 27 i negativizzati e 18 i positivi. È salito di 5 unità invece purtroppo il numero delle vittime, altre 5 persone hanno perso la vita in Veneto nelle ultime ore. Questi dunque i dati in Veneto. Tra i settori che al momento non sono ripartiti ci sono quelli legati all'accoglienza dei minori. Nel DPCM è inserito dal 15 giugno la possibilità di riaprire le strutture per i minori da 3 a 14 anni, restano quindi al momento esclusi quelli dai 0 ai 3 anni, anche se proprio oggi sia il governatore Zaia che l'assessore Lanzarin hanno annunciato che il Veneto ha delle linee guida per tutta la fascia d'età 0-14 anni, quindi per strutture che si occupino dell'accoglienza dei bambini in questa fase in cui i genitori tornano al lavoro, e il presidente Zaia ha annunciato che entro questa settimana potrebbe arrivare un'ordinanza che anticipi la riapertura di centri estivi, GREST e tutte quelle fattorie didattiche già dal 25 maggio o al più tardi al 1 giugno. E in tutto questo c'è l'importante collaborazione della FISM, e allora abbiamo proprio in collegamento via Skype il presidente della FISM del Veneto, Stefano Cecchin. Buonasera Presidente, ben ritrovato. Buonasera a tutti, grazie. Allora, un percorso travagliato questo che riguarda tutte quelle strutture per i minori, però sembra insomma che una strada si sia intrapresa e che sia adesso percorribile più facilmente rispetto all'ultima volta che ci eravamo sentiti. Presidente, il governo ha stanziato dei soldi proprio per i centri estivi, la regione è pronta, e voi siete pronti a questo nuovo fronte di riaperture proprio per accogliere eventualmente i bambini per l'estate alle porte? Sì, diciamo che stiamo lavorando notte e giorno su questo, perché è da venerdì 15 che sono usciti in sostanza 6 provvedimenti dall'INAIL fino all'ultimo DPCM, e poi anche quindi il decreto del Presidente del Consiglio Conte, all'ordinanza della Regione del Veneto, eccetera. Sono uscite in sostanza almeno 6 da venerdì a domenica sera, novità molto importanti, tra cui quella ovviamente della possibilità di aprire i centri estivi destinati ai minori 3-14 anni a partire a livello nazionale dal 15 di giugno. Il Presidente Conte faceva riferimento a questo, salvo ovviamente delle aperture anticipate da parte di alcune regioni. L'Emilia Romagna ieri ha comunicato che aprirà i servizi dei centri estivi dall'8 di giugno. Il Presidente Zaia e l'assessore Lanzarin oggi durante il punto stampa hanno appunto fatto riferimento al 25 maggio, al più tardi al 1 giugno. Serve un accordo con il governo e in sostanza verrà fatto, ci auspichiamo, in settimana. In settimana avremo un ulteriore tavolo con l'assessore Lanzarin e l'assessore Donazan su questo, con la regione, va bene? Perché in sostanza che cosa stiamo facendo? Stiamo lavorando ovviamente sulle ipotesi di protocollo sanitario interno, capendo come gestire ovviamente le sanificazioni e tutta la parte sanitaria. Stiamo facendo ovviamente dei conti molto puntuali, perché bisogna che da un punto di vista gestionale questi servizi restino in piedi e si mantengano, e ovviamente questo prevede delle ipotesi molto accurate che riguardano, a fronte ad esempio di una persona ogni 5 bambini, è evidente che il costo si alza a dismisura, va bene? È ovvio che bisogna cercare di trovare la quadra tra delle rette che non debbono essere ovviamente troppo elevate e in capo ai genitori, e la possibilità di erogare appunto questi servizi riuscendo a star dentro in equilibrio con i conti, altrimenti se, passatemi il termine, andiamo a scassare i conti per i centri estivi rischiamo poi a settembre di non poter riaprire perché le scuole sono andate in default, le scuole o comunque gli asili nido, e questo non ce lo possiamo permettere, ma soprattutto non ce lo possiamo permettere per i bambini e per le famiglie. Quindi stiamo facendo appunto queste ipotesi qui. Queste ipotesi saranno oggetto di condivisione non solo in regione ma anche con l'ANCI, quindi con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, con ovviamente l'ANCI Veneto, va bene, con le amministrazioni che vogliono ovviamente aprire questi servizi e hanno bisogno anche del supporto delle
delle organizzazioni come quelle della FISM, va bene? E ovviamente anche con lo Stato, perché come diceva lei arriveranno 150 milioni su base nazionale per l'attivazione dei centri estivi, ma è appunto su base nazionale e per tutte le varie tipologie di centri estivi. Quindi bisogna capire, in sostanza, questi fondi arriveranno ai comuni, ecco quindi che bisognerà sicuramente trovare un accordo a livello regionale con l'ANCI, va bene, per fare in modo che in sostanza tutti i bambini che frequenteranno degli spazi legati ai centri estivi, che siano comunali a conduzione diretta, che siano affidati a cooperative, che siano legati a strutture della FISM, che siano legati ad altre strutture, fattorie didattiche e così via, ci sia in capo a ciascun bambino una quota capitaria, per fare in modo di non ovviamente di accontentare tutte le famiglie e di fare in modo di sostenere tutti i bambini in questo, perché tutti i bambini hanno diritto ovviamente ad avere questa dote che è stata messa a disposizione da parte dello Stato, che è di 150 milioni a livello nazionale. C'è poi un fondo che riguarda lo 06 in particolare. Purtroppo nonostante l'assessore Lanzarin si sia battuta sul tavolo, come peraltro abbiamo saputo non solo da fonti regionali ma anche da fonti nazionali, si sia battuta per l'apertura anche del segmento 0-3 anni, però purtroppo in questa prima fase non si potrà in sostanza attivare dei servizi, centri estivi, ludico-recreativi e così via per i bambini 0-3 anni. Speriamo di risolvere, che venga risolta questa questione qui a breve, in modo tale da poter coprire l'intera fascia, diciamo 06, che è quella che come FISM ci riguarda. Ovviamente l'attivazione di questi servizi è ovviamente su base volontaria da parte delle scuole, da parte degli enti gestori, le chiamo scuole erroneamente, mi perdoni, da parte degli enti gestori che prima fino a marzo gestivano scuole, gestivano asili nido e che ovviamente o da fine maggio o dai primi di giugno attiveranno queste attività ludico-recreative e questi centri estivi, va bene? Quindi ci auguriamo che su base volontaria ci sia questa possibilità, che sia sostenuta da delle risorse che devono essere certe, va bene? E che sia sostenibile e fare in modo anche che la rete ai genitori venga coperta ad esempio dal bonus babysitter, è previsto anche questo, sì. Quindi è possibile spendere questi 1.200 euro che però valgono diciamo per 2 mesi e mezzo, perché se andiamo a vedere quando servirà ai genitori sicuramente questo servizio, se appunto qui in Veneto non riuscissimo per tutta una serie di ragioni di come si dice di accordo con lo Stato ad aprire non prima di inizio giugno, è ovvio che questo bonus verrà spalmato su giugno, su luglio e magari in parte su agosto, quindi dovrebbe coprire i costi della retta per andare a coprire in parte i costi della retta per almeno 2 mesi e mezzo. Anche su questo ovviamente bisognerà fare una riflessione assieme appunto sia agli enti locali che alla regione, ma soprattutto con lo Stato, perché lo Stato nel decreto rilancio, nel DL, doveva mettere sicuramente maggiori risorse, ecco, cosa che purtroppo non è avvenuta e di questo ovviamente non solo ci rammarichiamo, ma siamo rimasti anche abbastanza basiti, perché per i bambini e per le famiglie servono risorse certe, va bene, queste risorse erano state quantificate in 230 milioni, ne sono arrivati dallo Stato 150 per quanto riguarda i centri estivi, ma tutti i centri estivi, va bene, e in particolare i 230 erano stati chiesti per le scuole dell'infanzia paritarie e per i centri e per gli asili nido paritari, per andare a coprire le rette non pagate e le rette abbattute da marzo fino a luglio compreso, perché i nidi lavorano anche su luglio, 230 milioni, sono stati stanziati 65. Ecco, non ci siamo proprio. A livello nazionale? A livello nazionale. Non ci siamo perché a fronte, voglio dire, di 1,5 miliardi messo su Alitalia, scusatemi se entro in questo merito, ma le cose bisogna dirle, non è possibile che a livello italiano siano stati messi finora 65 milioni rispetto ai 230 richiesti, 65 milioni, per tutti i bambini 0-6 anni frequentanti asili nido e scuole dell'infanzia paritarie, che ricordiamo sono anche comunali, quindi asili nido comunali, paritari pure quelli, e scuole dell'infanzia paritari comunali, perché fanno parte anche loro ovviamente di questa galassia, ne sono stati messi per tutta Italia 65 a fronte di 230 richiesti. Non ci siamo proprio. Qua bisogna che lo Stato rimetta in ordine le proprie priorità, e le priorità devono essere i bambini e le famiglie. Si deve investire. C'è una prospettiva qui ed ora che è l'apertura dei centri estivi. Noi dobbiamo ragionare già in ottica settembre.
Così come sono giustamente preoccupati i dirigenti degli istituti comprensivi, gli uffici scolastici territoriali, quelli provinciali e quelli regionali, sono preoccupati per la riapertura di settembre, così lo siamo anche noi, perché se il rapporto sarà non più 1:5, ma 1:10 o 1:15, è evidente che le sezioni dovranno essere ridotte. Quindi ridurre le sezioni significa, per andare incontro a tutti i bambini, che peraltro si sono anche già iscritti, va bene, per il prossimo anno scolastico, dovremo ovviamente andare a trovare nuovi spazi, ad assumere nuovo personale. Quindi, caro Stato, qua bisogna rimettere al centro i bambini sulla questione, rimettere al centro i bambini, le loro esigenze e le famiglie, devono essere educati, scolarizzati o prescolarizzati, che dir si voglia, da settembre in avanti, da settembre fino a giugno prossimo servono risorse certe, sia per il sistema paritario, sia anche per il sistema statale. L'infanzia statale ha analoghi bisogni e necessità, deve essere sostenuta. Non esiste che ci mettiamo qui a ragionare su un giorno tocca a me, un altro giorno tocca a te come bambini, ok? Li facciamo andare a orari diversi, oppure facciamo l'attività deve essere fatta in presenza. Non è possibile pensare a una didattica a distanza, per i bambini non è possibile di quell'età, va bene? Quindi io mi rifiuto di pensare che lo Stato italiano non possa sostenere, va bene, da settembre prossimo fino a fine giugno dell'anno prossimo, tutto il sistema dell'istruzione, appunto 3-6 anni, quindi la scuola dell'infanzia, che sia statale e che sia anche paritaria, appunto comunale, FISM, eccetera, del privato sociale. Deve essere sostenuta, quindi servono risorse certe anche su questo. Grazie, io ho purtroppo la chiusura tassativa. Io ringrazio però il Presidente della FISM Veneto Cecchin e ci diamo appuntamento, Presidente, i prossimi giorni, quando arriveranno le ultime, verranno insomma tracciate le ultime linee e arriverà anche l'ordinanza della Regione, così faremo il punto insieme su questa ripartenza e poi parleremo anche del futuro delle vostre scuole. Grazie al Presidente della FISM Veneto Stefano Cecchin per il suo contributo. Grazie, buon lavoro e a risentirci a breve. Grazie. Grazie a lei, siamo in chiusura, pubblicità e poi le edizioni serali dei nostri notiziari. Grazie per averci seguito, arrivederci.